Dunque, di cosa parla il nuovo brano disponibile sul mio canale YouTube Vulnerabile? Io non mi soffermerei tanto sul tema, ho sentito, come dire, di affrontare. È un brano dalla lunga gestazione, un brano che in realtà esiste da 3 anni e che per varie vicissitudini non ho, diciamo, avuto modo di incidere e di pubblicare nel suo periodo di maggiore funzione, perché ad oggi Vulnerabile non più la totale funzione di 3 anni fa. Un brano che tuttavia ho suonato in un paio di occasioni, in un paio di live confidenziali e niente, un brano nel quale c'è finzione letteraria, parla di un amore tossico, di una relazione poco chiara. Ciò che mi spinse qualche anno fa a scriverlo fu un'esperienza personale, un brano che lascia intendere una storia particolare. La manipolazione non è soltanto femminile, non è neanche soltanto maschile, a differenza di ciò che si dice in merito al tema. In questo brano c'è stata la collaborazione del mio fratellone Stefano Istvan Di Biase al basso, che non ha potuto suonare tutto il brano per varie vicissitudini, ma sono davvero contento della sua collaborazione. Stefano Istvan Di Biase, bassista e coautore del progetto Fuoco Lento. E niente, il brano è disponibile per l'ascolto da qualche giorno. Un brano per certi versi un po' più sperimentale rispetto agli altri, un brano che vi consiglio di ascoltare attentamente e con la giusta concentrazione. Che dire, buon ascolto. Contro ogni morale, contro ogni principio esistenziale, mentre Fedro scivolava